e abbiamo come ospite Raffaele Padrone, vice segretario nazionale del sindacato FSP Polizia. Buonasera. Buonasera a voi e buonasera ai telespettatori. Senta, vorrei commentare con lei questa foto che prego la regia di mettere in onda, perché io avrei già un titolo per questa foto. Ecco, la vediamo. Il titolo che io metterei è calciocrazia, nel senso che di fronte a Sua Maestà il calcio in Italia si ferma tutto e perfino le pandemie spariscono. Qui è un caso evidente di una moltitudine, sono ovviamente i tifosi nerazzurri dell'Inter che festeggiavano lo scudetto domenica scorsa, e ovviamente una folla enorme in dispregio delle restrizioni, di ogni regola dettata da questa situazione emergenziale. Lei nella permessa del discorso ha proprio toccato queste due differenze. Io come esperto in sicurezza faccio anch'io due distinzioni. Uno è quello della pandemia. Allora, alla faccia di tutti i distanziamenti, alla faccia di tutte le restrizioni che ci vengono imposti da 1 anno e mezzo e ci saranno imposte ancora sicuramente per tutto il prossimo anno, se non fino a metà del prossimo anno sicuramente, di che se ne dica, vaccinazione o non vaccinazione, dovremo ancora girare con la nostra mascherina, dovremo mantenere i distanziamenti e ci sarà qualcuno che dovrà chiudere il locale perché invece di 3 persone al banco se ne trova 4. Quindi nel rispetto di quella che è la pandemia, io dico che lì abbiamo totalmente esagerato, e come parlava lei di questa situazione del calcio, io devo aggiungere... Com'è possibile che le forze dell'ordine... Ecco, io facevo questo discorso. Allora, qui secondo me sono state valutate delle cose a monte veramente sbagliate e suggerite forse dal fatto che ci poteva essere del buonsenso che non c'è stato, e sono sfuggite secondo me delle informazioni particolari sul momento in cui la gente doveva andare a festeggiare. Noi quando parlo nel caso anche del Pordenone, quando negli uffici investigativi arriva la notizia che ci può essere domenica prossima la vittoria, se c'è la vittoria della squadra, vengono istituiti dei servizi preventivi pronti a essere attuati qualora la squadra vincesse. Io non credo che l'esperienza del prefetto, del questore di Trieste, che è oggi a Milano, fossero così informazioni così scarne da non poter capire che ci poteva essere la vittoria. Io credo che sia stata fatta una valutazione di sicurezza diversa. Si parla di 30.000 persone. Se avessimo bloccato 30.000 persone, io non ho idea di quante persone sarebbero state dovute essere in servizio quel giorno per bloccare una folla di 30.000 persone. Se la polizia avesse dovuto attuare dei sistemi di chiusura alla piazza, questi sicuramente sarebbero andati a sfogarsi da un'altra parte. È una situazione veramente delicata, cioè sappiamo che l'Inter vince, o la squadra con cui neanche so chi doveva essere contro l'Inter, ma sappiamo che l'Inter può vincere. Diventa veramente difficile un servizio di ordine pubblico a quel livello. Non voglio giustificare il prefetto, il questore della città, ma voglio giustificare il fatto che se avessimo dovuto intervenire in quel momento sarebbe già stato tardi. Lei capisce, perché ormai
ormai si sfogano lì. Il campionato di calcio quanti poliziotti movimenta ogni domenica, ogni turno di campionato? Ma dipende dipende adesso dalla... gli stadi sono vuoti e il personale sarebbe potuto essere utilizzato. Certo, ma qua non in tutte le piazze, ma poi ad esempio a Milano i luoghi di ritrovo sono quelli lì. Il primo è appunto Piazza Duomo. Sicuramente non ci sarebbero stati altri spazi dove si sarebbe potuta creare una tale moltitudine. Sì, ma 30.000 persone le avremmo avuto comunque. Allora, forse c'è stata la scelta a sto punto di circoscrivere le persone in quella piazza. È l'unica soluzione, è l'unica giustificazione che posso dare al prefetto, al questore, perché se avessimo avuto la distribuzione di 30.000 persone all'interno della città di Milano avremmo avuto magari un controllo diverso. 30.000 persone però erano controllate. Per chi conosce la piazza di Milano, quella era la piazza, le uscite e le entrate erano quelle. Molto probabilmente la decisione è stata: ok, stanno lì, ma questo ok, stanno lì non giustifica comunque il discorso pandemico. Cioè, se lì 10 persone su 30.000 fossero state o erano positive, noi fra 2 settimane avremo nuovamente la Lombardia in zona rossa. Questo, cioè, allora, essere vietata la manifestazione, i festeggiamenti non potevano non essere sicuramente bloccati, perché li avrebbero fatti da un'altra parte. Quando, secondo me, e questo è il modo di ragionare dell'istituzione, delle forze dell'ordine, li abbiamo lì e li abbiamo almeno sicuramente sotto controllo. Non ci sono stati episodi di zuffe e di proteste, sono stati festeggiamenti. Siamo andati solo, secondo me, contro a quello che è il rispetto della pandemia, cioè il rispetto di questa brutta malattia, di questo brutto virus che ci condiziona e che soprattutto a noi costringono a stare con la mascherina qui in redazione, a casa. Cioè, qua c'è gente ancora che non esce, che a casa usa la mascherina quando trova i propri familiari. Davanti a queste scene dà un po' fastidio, soprattutto quando magari si vanno a fare dei controlli e viene riscontrato che c'è una persona in più all'interno, ripeto, del locale, o sono le 22 meno 5 e dobbiamo magari fare una sanzione, e giustamente poi ti rinfacciano di quello che hanno visto. Questo non lo giustifico. Io non giustifico quella festa di piazza, giustifico il fatto che molto probabilmente, ve lo garantisco, sia stata valutata meglio lì che 30.000 persone in giro per la città a festeggiare, magari ubriacarsi e a commettere magari dei reati molto più importanti, e magari sicuramente zuffe contro la polizia, contro le forze dell'ordine. Perfetto, grazie a Raffaele Padrone per il suo contributo. Adesso parliamo di calcio, ma di calcio giocato, e abbiamo il servizio con le interviste a mister Domizzi e al presidente Lovisa all'indomani della sconfitta per 1-2 patita dal Pordenone Calcio con la Salernitana. Prego il servizio.